prime 10, no Matteo, poi dietro ovviamente sono sì, sì. Dai Esther! Dai basta! Dai Marta! Dopo questo che... Dai Marta, brava! Dai Giusy, tu! Dai Alice, dai! Vai Giusy, vai! Dai Alessia! Via Fabiana adesso, dai Fabiana, non mollare Veronica, non mollare che dopo c'è ancora la gara. Dai Elisa, dai che sei troppo indietro! Via Fabiana adesso col gruppetto lì, dai Via adesso, via! Dai Emi, su! Dai Piero, dai Ceci! Dai Ceri, tu! Cami, via, vai! Dopo questo che ci sono gli esordienti, Dai ragazzi! Dai Maddalena! Mauro, scendiamo? Dai Ceci, tu! Ma per me no, la verde. Dopo lei in discesa perde. Dai Noemi! Ragazzi. Dai Franci! Dai! Fuori le gambe, e adesso, dai, brava, via, dai, spingi, vai! Spingi, brava! Passa questa che cotta, via, fuori le gambe bene, via! Dai, non ti preoccupare! Dai, così, dai, che va bene! Dai, che va bene! Vai! Voglio urlare, cavolo, dai Laura, dai! Dai Laura! Dai Emily! Dai, bravo! Giù! Dai! Già la più allora. Su Giulio, alza le ginocchia, dai! Dai, Accoglienza e riscatto, e loro oggi danno un contributo straordinario alla nostra atletica. Signori, fa vincere Francesca Gianola al secondo posto e netta la vittoria dell'atleta davanti alla compagna di squadra Penderini, poi Samantha Bentolina, e qua viene beccata sul traguardo l'arrivo della Rivenfar.
Schwanauer, Alessia Schwanauer, e la capriola Silvia Bonato. Traguardo per Veronica Bone, via via le altre atlete collassando, la De Biasi, e qua c'è una doppietta di Cremana, la terra dei coltelli, la terra delle forbici, la terra di campioni come il Lizzoli, Giambattista, Fausto Lizzoli. Ci permettiamo di ricordare questi due nomi, ragazzi che sono stati anche campioni del mondo da juniores. Allora stanno via via arrivando le atlete, che Francesca Centi, l'atleta perugina che viene battuta sul traguardo da Vittoria Colombi, l'arrivo di Lisa Vernesoli. Questa è la corsa in montagna, come vedete l'arrivo è sereno e tranquillo per tutte le atlete, lo sforzo appena più prolungato che non in pista, ma questa è la disciplina. Da qui sono usciti che hanno contribuito a fare grande l'Italia, partendo, e lo vogliamo ricordare, un trentino di questa terra, un certo Gianni De Madonna. Gianni De Madonna sbocciava la maratona, la corsa su strada partendo dalla corsa in montagna, lui dalla Val di Cembra. Possiamo certamente non ricordare lui che è stato uno dei grandi di questa terra. E il più grande trentino, abbiamo ricordato Molinari, abbiamo ricordato Bertolla, però ai suoi tempi non aveva avversari in salita il camoscio di Tesero, un certo Mario Varesco. Signori,